Si ferma a Vibo Valencia la bella serie positiva della Castrum Favara che nel girone di ritorno del campionato nazionale di Serie D aveva inanellato ben 4 risultati utili con il portiere Tommaso Scuffia imbattuto. I gialloblu tornano dalla Calabria con un pesante 4-0, un risultato per molti aspetti troppo pesante e non meritato per quello che la squadra di mister Infantino aveva fatto vedere in campo, soprattutto nel primo tempo, ma anche all'inizio della ripresa. La Vibonese va subito in attacco e cerca di imporre il proprio gioco. Castrum Favara, che non è da meno e risponde colpo su colpo con diverse puntate in avanti ad opera di Baglione e Varela. Al 28esimo l'occasione più pericolosa per la Vibonese. Giunta viene atterrato in aria e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto ci va Terranova, ma si fa ipnotizzare da Scuffia, il quale indovina il lato del tiro e manda in corner. Il rigore parato infonde coraggio ai ragazzi di mister Infantino che iniziano a spingere maggiormente. Ci prova Malle che conclude una bella azione con il tiro che finisce di poco a lato. Nei minuti successivi continua l'iniziativa dei favaresi soprattutto sulle due fasce esterne. Sulla destra con Varela che ha il supporto di Mudasiru, l'argentino nella fase finale del primo tempo tenta un traversone che diventa però un insidioso tiro cross ma che non centra lo specchio della porta. Il crollo arriva al 65esimo con il primo gol della Vibonese realizzato da Alagna che raddoppia dopo 3 minuti. Un 1-2 che arriva come una mazzata per il Favara che non riesce più a contrastare gli avversari e a costruire le azioni così come aveva fatto nel primo tempo. Mister Infantino cerca di rimediare con qualche sostituzione e dando nuove disposizioni in campo, ma il dominio della Vibonese è evidente. Imposta il suo gioco, mettendo in difficoltà in diverse occasioni il Castrum Favara. La terza rete per i calabri arriva al 39esimo con Castiglio. Il poker infine nel recupero con Terranova. Vittoria sicuramente meritata per la Vibonese, ma il 4-0, come dicevamo, appare troppo pesante per quello che la Castrum Favara ha fatto vedere in campo. Ma sentiamo le riflessioni di mister Infantino in sala stampa. Noi credo che abbiamo fatto più di un'ora bene, molto bene. Dispiace perché il primo tempo io credo che la Vibonese ha fatto solo il rigore. Noi abbiamo avuto 3-4 occasioni limpide e se tu con queste squadre a Vibo non realizzi quello che fai alla lunga, noi abbiamo pagato non solo il gioco ma anche lo strapotere fisico che ha questa squadra. Alla lunga l'ultima mezz'ora abbiamo fatto dei cambi, però non abbiamo questa gamba, non abbiamo questo. Noi ci alleniamo su un sintetico, questo è un campo molto pesante per noi e alla lunga l'abbiamo pagato perché per contrastare la Vibonese devi dare più del 100% e questo l'abbiamo pagato alla lunga, ma la vittoria della Vibonese io credo che è meritata, credo che siamo venuti qua a fare la nostra partita, stiamo facendo un campionato dignitoso, credo che questi ragazzi da martedì ripartiranno perché abbiamo tutti scontri diretti adesso, con serenità, io gli ho detto ragazzi è meglio una partita a 4 gol che una partita perdere 4 partite 1-0, credo che è meglio prenderli con una squadra che merita, una squadra che ha dimostrato che ha grandi idee di gioco, giocatori di qualità, credo che devo fare solamente i complimenti, già l'avevo fatto sabato, ho un grande stima per il direttore, per l'allenatore, in un modo importante, per zio Pippo Caffo, che lo conosco da tantissimi anni e gli voglio bene, un ambiente che io stimo tanto. Noi facciamo la nostra strada, ho fatto i complimenti ai ragazzi fino a quando abbiamo avuto la gamba da attaccare la profondità, di attaccarli alti, di lasciare solo quella giocata del portiere con Alagna. Non è facile venire a Vibo e fare queste partite in questo modo, però alla lunga l'abbiamo pagata. Noi abbiamo questa identità
e non la vogliamo perdere perché ci ha dato grande soddisfazione. Ci prendiamo questi 4 gol e da martedì, come abbiamo fatto sempre, con tanta serenità, con tanta voglia di portare a termine questo campionato in un modo dignitoso, senza soffrire, perché tanti ragazzi sono alle prime esperienze, però ho detto, io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi fino a quando hanno potuto contrastare e fare quel tipo di calcio che a noi piace, attaccare alto. Abbiamo fatto un'ottima partita, però poi chi legge il risultato 4-0 dice che è stata una partita a senso unico, invece no, io credo che l'ultima mezz'ora è stata a senso unico.